mi metto con felicità la stella di sceriffo e l'orgoglio. Ritornano i sindaci sceriffi dopo lo stop imposto dalla Corte Costituzionale. Capofila Mogliano Veneto che ha reintrodotto l'ordinanza antiprostituzione con un escamotage che raggira il blocco della consulta. E se prima era stato il decreto Maroni a permettere ai sindaci di legiferare all'interno del loro comune, ora per deliberare il divieto utilizzeranno un nuovo provvedimento amministrativo. Vogliamo che il nostro atterraggio sia sicuro e non ci siano presenti le prostitute ed è per questo che abbiamo scelto fortemente di riprendere una nuova ordinanza che è contingibile ed urgente. Due precisazioni, l'essere contingibile e urgente, che permettono al primo cittadino di legiferare in tema di sicurezza per le vie di Mogliano Veneto. Un'ordinanza quindi che regolamenterà un'area ben precisa e cesserà dopo qualche mese. C'è una lista di vie su cui questa attività verrà svolta. Questa attività verrà svolta per il momento fino a settembre, fino cioè al momento in cui noi riteniamo di aver debellato o comunque fortemente ridotto il fenomeno. Sarà nuovamente off limits, prostitute e clienti il territorio di Mogliano e per i trasgressori potrebbero fioccare multe molto salate. Concretamente ha lo stesso effetto della vecchia ordinanza, ovvero quello di sanzionare le prostitute fino a 200 e passa euro e i clienti a 500 euro, un buon deterrente.